Ben ritrovati Cattoliche dintorni. La Facoltà di Scienze, Matematiche e Fisiche e l'Associazione Industriali Bresciane ha riunito qua nell'Aula Magna dell'Università Cattolica numerosi studenti delle scuole superiori per mostrare loro le opportunità formative di chi intraprende una laurea scientifica. Vediamo insieme il servizio. Preside Marzocchi, l'Università Cattolica partecipa a questa giornata di Orienta Giovani con AIB per sensibilizzare i giovani verso le materie scientifiche. Qual è la situazione oggi in Italia? La situazione in Italia è che da un lato la ricerca non è che goda di un periodo di grande salute, però le università, a dispetto di quello che si sente dire, continuano a fare della ricerca eccellente in Italia e anche mandando i loro studenti all'estero. Quello che non vorrei che la gente percepisse da queste informazioni è che oggi non convenga intraprendere una carriera, una laurea scientifica, perché la laurea scientifica è una laurea che comunque apre gli orizzonti per un numero molto grande di anni, perché le conoscenze scientifiche sono molto stabili e quando vengono fatte dal punto di vista di principio come facciamo noi, poi si rivelano utili per tutto l'arco della vita lavorativa. Che tipo di opportunità formative offre l'Università Cattolica e la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche di Brescia? Allora, abbiamo un corso di laurea in matematica e un corso di laurea in fisica. Al matematico viene data una preparazione teorica in grado di affrontare anche problemi più complessi di quelli che solitamente si incontrano nelle applicazioni, perché ci potrebbe essere qualcuno che ha la fantasia e l'ingegno di inventare, definire, dimostrare cose nuove. Al fisico viene data una forte base sperimentale, con la quale lui può affrontare delle situazioni concrete o rispondere alle sfide della tecnologia, che sappiamo che richiede sempre di più delle conoscenze profonde di fisica, non soltanto delle conoscenze appiccicate. E le conoscenze che vengono date dalle nostre lauree tutto sono fuorché appiccicate, sono ben radicate. Eugenio Gallina, lei è vicepresidente dei Giovani Industriali Bresciani. Che messaggio vogliamo lanciare ai giovani che oggi ci sono qua a questa edizione di Orienta Giovani? C'è bisogno di ragazzi giovani che sappiano, oltre le competenze tecniche di base che dà la scuola, l'università e per le quali non c'è altro da fare che mettersi sul libro e studiare, quello di cui hanno bisogno le aziende oggi è di giovani che abbiano voglia e disponibilità di muoversi, giovani che sappiano le lingue, giovani che lavorino con flessibilità. Il messaggio che vogliamo dare è che la formazione di base, quindi la formazione che dà l'università, la formazione che bisogna farsi in questi anni diventa fondamentale per poi riuscire in futuro a avere la capacità e la possibilità di essere flessibili. Quindi le aziende bresciane non cercano una figura con una professionalità ben precisa? Le aziende bresciane cercano figure soprattutto, per quello che diremo anche oggi, con una preparazione di base scientifica. Quello che cercano veramente le aziende bresciane è la capacità e la predisposizione mentale del giovane laureato di apprendere anche dopo, delle forti competenze di base che gli permettono di apprendere anche dopo quello che ci sarà a imparare tutti i giorni in azienda, sia operando sia con la formazione poi specifica che le aziende prevedono. Quindi il lavoro c'è? Il lavoro c'è il lavoro per chi ha degli ottimi risultati scolastici, perché questo è un punto di partenza che ormai non possiamo più negare. I ragazzi devono avere dei voti buoni, devono uscire con dei voti buoni, perché le aziende in questa situazione dove c'è un eccesso di offerta di lavoro, perché la situazione è questa, si guarda al curriculum. A dimostrazione di quanto abbiamo appena detto, ascoltiamo l'intervista di Elisabetta Nesci, una nostra laureata in matematica. Elisabetta, tu sei laureata in matematica, ti sei laureata esattamente 2 anni fa e dopo pochi giorni dalla laurea hai già iniziato a lavorare, giusto? E lavori nella stessa azienda ormai da più di 2 anni. Ti va di parlarci della tua carriera universitaria e poi anche lavorativa? Allora, io ho cominciato
esattamente 7 anni fa, qui a Brescia, in Cattolica, mi sono trovata benissimo, è iniziato per conoscenze varie, ho tentato, nel senso sono venuta senza esserne certa al 100%, poi invece mi sono trovata benissimo sia in università, sia con i miei colleghi, sia con i professori soprattutto, e in 5 anni infatti, in tempi esatti proprio, mi sono laureata. Anche quei 3 anni mi sono trovata molto bene, e poi dopo, sempre durante l'università, già durante il periodo universitario, ho avuto già proposte lavorative più che altro nell'insegnamento, e nel mese in cui stavo scrivendo la tesi ho iniziato a mandare un po' di curriculum e già in 4-5 aziende mi avevano risposto. Poi ho deciso di rimanere qui a Brescia per vari motivi e ho iniziato questo stage in un'azienda informatica che si occupa di software per finanziarie, e ormai adesso sono 2 anni, 1 anno e mezzo che sono assunta a tempo indeterminato e mi trovo molto bene. Quindi diciamo la tua laurea in matematica ti serve poco per il lavoro che stai facendo adesso? Diciamo che per il lavoro che sto facendo adesso la laurea in matematica a livello tecnico non serve, perché ho fatto uno stage formativo in cui è stato insegnato il linguaggio di programmazione. Serve, diciamo, come inquadratura mentale, ma come penso nella maggior parte dei lavori adesso con una laurea in matematica, nel senso che a parte l'insegnamento e la ricerca, gli altri sono tutti lavori in cui diciamo, è richiesto non tanto le conoscenze specifiche di fisica piuttosto che di analisi, ma l'approccio che tu acquisisci durante il percorso universitario. Ecco, ma una laureata o un laureato in matematica, oltre all'insegnamento, quindi ha molti altri sbocchi lavorativi? Secondo me molti, nel senso che io ho visto in pochissimo tempo, in un mese neanche, dedicandomi poco alla ricerca dei lavori, ho mandato curriculum in 4-5 posti, mi hanno chiamato in tutti i posti dove ho mandato, ma ho fatto colloqui, sono andati bene. Io poi ho scelto di lavorare a Brescia per una questione proprio di comodità, però a Milano in parecchi posti mi hanno chiamato. Che consigli ti senti di dare agli studenti che hanno appena iniziato la facoltà di matematica, per esempio? Allora, innanzitutto di seguire sempre le lezioni, perché per 2 motivi. Uno, perché vivono nell'ambiente universitario. 2, perché i professori sono davvero bravi e diciamo sono molto disponibili, e quindi si perde molto a non andare. Ci metti il doppio del tempo a capire le cose, invece con l'aiuto dei professori riesci a capire quei passaggi in più, soprattutto a matematica, dove diciamo le lezioni frontali sono fondamentali. E poi soprattutto di collaborare con i compagni di corso e non diciamo chiudersi a studiare soltanto per conto proprio, perché quello è il rischio, soprattutto per una materia come matematica, che è molto diciamo basata su uno studio singolo, nel senso che ci sono dispenser e libri da studiare, ma in uno studio singolare. Se invece ci si confronta soprattutto per gli iscritti e soprattutto per capire quei passaggi che possono essere compresi da qualcuno invece da altri incompresi, si riesce diciamo a vivere in maniera più serena e anche più gioiosa la vita universitaria. Tornassi indietro, rifaresti lo stesso identico percorso? Senza dubbio. Una mostra, un convegno dei laboratori per ricordare la figura di Gianni Rodari, l'autore per ragazzi, tradotto in più di 50 lingue al mondo e ancora oggi amato da molti bambini. Vediamo insieme il servizio. Professor Caimi, quali iniziative mette in campo l'Università Cattolica per celebrare Gianni Rodari? L'Università Cattolica è ben lieta di ricordare questa straordinaria figura di intellettuale, di uomo con una fortissima sensibilità civile e ovviamente di scrittore per ragazzi. Ora, le 2 settimane rodariane prevedono diversi momenti tra loro legati in una articolazione ovviamente
che ne presenta anche la distinzione. E intanto la mostra, Rodari nel mondo, il momento un po' clou delle 2 settimane rappresentate da un convegno, il 12 di novembre, con la presenza di studiosi di assoluto rilievo, anche per quel che riguarda la parte di Rodari scrittori abbiamo certamente uno degli interpreti e degli studiosi più competenti ed accreditati come Pino Boero dell'Università di Genova. E poi abbiamo anche questi momenti molto simpatici, molto belli, di workshop, di lettura, di scrittura creativa, di attività teatrale, guidati dai nostri supervisori di tirocinio del corso di laurea in scienze della formazione primaria, insieme con maestre delle nostre scuole primarie e con la partecipazione evidentemente dei ragazzi. Anche questo ci sembra un momento di particolare rilievo. Dunque le settimane rodariane sono praticamente 2 e si concluderanno nell'arco di 15 giorni. Dottor Di Renzo, a cosa si deve questa fortuna che ebbe Gianni Rodari nella traduzione dei suoi libri in tutto il mondo? Oltre 50 lingue è stato tradotto. Lo si deve a 2 caratteristiche, al fatto che lui adopera una lingua semplice, ma non, come dire, una lingua da baloccarsi, insomma, una lingua d'uso comune, e dal pensiero che c'è dietro. C'è fantasia, ma c'è anche molta razionalità. Questa mostra vuole essere semplicemente una testimonianza del successo che Rodari ha avuto nei paesi stranieri, in Europa e nel mondo, e possiamo dividerla in 3 fasi. La prima è quella degli anni 50, quando Rodari era conosciuto al popolo comunista italiano, ma sconosciuto al resto della nazione. Gli anni 60 invece testimoniano la fortuna di Rodari in Italia, perché i suoi libri vengono pubblicati dall'editore Einaudi. Nell'ultimo tratto, diciamo così, della mostra, quello degli anni 70, c'è un Rodari nuovo, un Rodari non solo per bambini, ma un Rodari anche per adulti. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre venerdì alle 20:30 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.